Una giornata di protesta oggi qui a Joppolo per questa antenna del 5G che stiamo vedendo dovrebbe essere installata, diciamo, a breve. Questa mattina siamo qua presenti insieme con l'associazione, con il Comitato di Salute Pubblica, con gli amministratori e un numeroso numero di cittadini, proprio perché l'installazione dell'antenna 5G potrebbe causare, e dico potrebbe, danni alla salute. Noi come amministrazione comunale abbiamo cercato in tutti i modi e in tutte le maniere di resistere a queste multinazionali. Ci siamo difesi davanti al TAR e abbiamo perso e siamo in attesa della sentenza del CGA che sarà il 7 di febbraio. Noi come amministrazione, essendo un'amministrazione attenta e molto prudente alla situazione, abbiamo chiesto nel lontano aprile del 2023, abbiamo approvato in Consiglio Comunale il piano delle antenne, perché non siamo contro lo sviluppo economico, contro il progresso. Eravamo pure d'accordo a mettere l'antenna 5G, ma spostata, come vedete, dal centro abitato. Quindi l'abbiamo proposto, l'abbiamo approvato, ma purtroppo il TAR ci ha dato torto e siamo solo in attesa non essendo che ci sono studi scientifici che comprovano se fa male o non fa male, noi abbiamo cercato e cercheremo fino all'ultimo di opporci all'installazione dell'antenna 5G al comune di Joppolo Giancaxio. Oggi una manifestazione per protestare contro questa antenna del 5G, il comune di Joppolo e gli abitanti chiaramente sono contrari? Sì, decisamente i cittadini sono contrari perché si vedono imposta questa scelta da parte dello Stato di imporci un'antenna 5G senza passare dal vaglio del Consiglio Comunale, dell'amministrazione pubblica, che nonostante questa imposizione aveva già favorito un sito alternativo giusto per garantire maggiore tutela alla salute pubblica. È mortificante subire questa scelta, soprattutto perché facciamo tanto per dirci democratici, ma poi subiamo la dittatura delle multinazionali grazie anche ai nostri governanti nazionali. Siamo qua perché vogliamo soprattutto sensibilizzare la gente di Joppolo, tutti i cittadini ovunque siano, perché la sensibilità all'ambiente, alla sua tutela passa attraverso una responsabilità quotidiana di attenzionare questi argomenti che sono il 5G, sono altri interventi che vogliono essere fatti a danno nostro e a vantaggio di alcuni. Quindi l'invito è essere sempre molto vigili e soprattutto quotidianamente stare attenti a trovare soluzioni idonee e responsabili. Avete in mente altre azioni di protesta, non so, in calendario o qualche altra cosa? Siamo intanto in attesa della sentenza del CGA che dovrebbe dare o la sospensiva o la decisiva condanna del nostro territorio a subire questo impianto. Credo che il Comitato si imporrà anche attraverso l'amministrazione a far valutare attentamente l'emissione di onde elettromagnetiche nel nostro territorio a tutela dei cittadini e a chiedere a gran voce attraverso i canali istituzionali e speriamo solo attraverso quelli che si adoperino per altre soluzioni alternative. Una manifestazione oggi contro questa antenna del 5G, gli abitanti di Joppolo hanno deciso di manifestare, tra cui anche lei? Sì, io sono anche consigliere comunale. Perfetto. Quindi abbiamo avviato e cercato di sollecitare, di attenzionare questa questione già un anno fa. Purtroppo siamo arrivati adesso a quello che è la concretezza di quello che si paventava come pericolo e adesso dico siamo davanti agli occhi di tutti il fatto che la società sta già avviando i lavori. Vi siete preoccupati? Sì, siamo abbastanza preoccupati, più che altro il nostro non è una preoccupazione volta a dire semplicemente no all'antenna, ma il discorso che è in pieno centro abitato, quindi l'idea e la volontà dell'amministrazione, così come anche di tutto il Consiglio Comunale, era quello di chiedere uno spostamento dell'antenna
al di fuori del centro abitato. Questa poteva e doveva essere una soluzione che... Ipotesi che non è stata presa al vaglio? No, non è stata vagliata dalla società che aveva interessi diversi. Purtroppo il diritto alla salute viene spesso messo sotto i piedi rispetto a quello che è la volontà e gli interessi economici. Ma questa postazione ha avuto penso ci voglia una licenza per fare questo lavoro? Sì, no? Le autorizzazioni ci sono state, il discorso era sin dall'inizio, e dico un anno fa ma forse anche prima, valutare la possibilità sia di un piano antenna che la disponibilità sia di privati che di territori comunali che stessero al di fuori, e con un piano antenne magari la società avrebbe dovuto richiedere anche un intervento dell'amministrazione per capire se c'era disponibilità per la collocazione di queste antenne distanti dal centro abitato, perché si sa che più sono distanti meno pericolo c'è per la salute pubblica. Quindi semplicemente la posizione dei cittadini è questa, non è un no alle antenne ma di spostarle al di fuori del centro abitato. Siamo con l'ex sindaco Portella di Joppolo, anche lui oggi ha voluto essere presente a questa iniziativa e ci indicherà proprio dove il comune aveva previsto la posizione dell'antenna. Eh sì, è una distanza di 100 metri e siccome questa è una situazione che è nata mentre che ero sindaco io, avevamo fatto il piano delle antenne e avevamo messo a disposizione proprio un sito che ha una distanza di 100 metri proprio a fianco del cimitero, che oltretutto è stato rilevato che è un sito ancora migliore perché è più alto di quello che la società ha scelto e non è voluta tornare indietro, perché anche lì io avrei tante cose da dire, perché c'è stata proprio la volontà di volerlo fare in questo posto, perché avevano iniziato già tutto l'iter senza che il comune ne era a conoscenza. E la cosa brutta è che la sentenza del 5-12 addirittura ci accusa come ente, come comune di essere contro il progresso. Noi non siamo stati per nulla contro il progresso, anzi abbiamo voluto dare e fornirci di un piano delle antenne affinché siamo per il progresso, dare degli spazi che non intacchino quella che è la salute della gente, perché la prima cosa da tenere in considerazione è che proprio è sulle case dei nostri concittadini, e quindi avevamo scelto 2 siti alternativi a questo, ma la società, perché ormai purtroppo la legge italiana gli permette che tutto quello che fanno le multinazionali è consentito, il sindaco non è più neanche ha il potere sul proprio territorio. Questo è scritto nella sentenza ed è una cosa gravissima. Io mi auguro che in questa nuova sentenza che il CGA dovrà emettere a giorni, e abbiamo chiesto anche la sospensiva, l'anticipo per la sospensiva, tenga conto effettivamente di quelle che sono le procedure che il Comune di Joppolo ha seguito e ha seguito bene.